L'Ent Friul Talmont sarà presente ai festeggiamenti per i 50 anni dalla Confederazione dei Fogolars Furlans dal Canada e sarà il prim viaggio intercontinental, anche presidente dall'Ent, di Franco Jacob, che ho vinto intervistato. Olen in Canada, il Canada è uno dei paesi, delle nazioni, che l'emigrazione furlana è più presente, è più forte anche perché è in queste istituzioni, perché è in economie, perché è presente in tanti circuiti, in tanti fogolari, sono cultuardi i fogolari dal Canada, insomma, che sono attivi, 13 saranno presenti a questo momento importante che è appunto i 50 anni proprio della loro federazione dei fogolari dal Canada. Noi siamo convinti che se di lì è obbligato, perché ovviamente rendi merito a loro che in tanti anni hanno tenuto alta l'immagine del Friuli, dei Furlans, il valore, la storia, l'identità, e non è facile, lo sappiamo, vivi fuori del proprietario e avere la forza di mantenere la tradizione, le storie, un po' anche le lingue che cercano di recuperare, quindi io lavorerò anche per dare queste possibilità. Quindi il momento dal Canada è il primo viaggio e io sono contento che sia il primo viaggio, non va a chi altri emigranti che sono attorno al mondo, ma ho creduto che appunto sia un momento di grande significato e anche di riconoscenza di ciò che hanno fatto, perché non stiamo a smentirsi che l'emigrazione in tal mondo è servita anche in quei momenti di difficoltà dei nostri terre, i momenti difficili, quando l'economia non leva e quindi i migranti si mandavano in casa per mantenere le famiglie di origine o quando sono stati grandi disastri, il terremoto sicuramente, e quindi chi sta nelle robe un ha dovuto e io sono contento di poter farlo. E per usgnotta le du, gnovi saltorne domani sera sempre alle snuv mancul vinc. Mandi e buone serate.